Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i nostri titoli. C'è anche il tycoon britannico Mike Lynch tra i 6 dispersi nel naufragio della barca a vela avvenuto questa mattina nel Palermitano. Il corpo recuperato è del cuoco dell'imbarcazione. In 15 sono stati salvati. Naufragio Bayesian, mentre proseguono ininterrottamente le ricerche dei naufraghi, la procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta. Il maltempo colpisce ancora la Sicilia, bomba d'acqua a Catania, chiuso l'aeroporto di Fontanarossa, disagi anche lungo la costa ionica tra Furcisicolo e Taormina e sulla A18. Spazzatrici meccaniche, punti mobili, isole ecologiche e raccolta porta a porta. A Catania parte il piano straordinario per la pulizia della cenere vulcanica dopo l'ultimo parossismo di Ferragosto. Aggela e caccia alla banda dell'uovo. Un gruppo di teppisti prende di mira rider e appassionati di jogging tirandogli addosso uova congelate. Alcune vittime sono finite al pronto soccorso. Fenicotteri tra i bagnanti del litorale ibleo, stupore e meraviglia dei più piccoli, ma per gli esperti il fenomeno è preoccupante, vuol dire che il loro habitat è a secco a causa del caldo. Calcio, vittoria di rigore del Catania in Coppa Italia, i rossazzurri superano il Crotone dopo 120 minuti di gara e passano il turno. Decisivo il portiere Beters. Lo avete sentito, c'è anche il tycoon britannico Mike Lynch, di 59 anni, fondatore della multinazionale dell'informatica Autonomy, tra i 6 dispersi nel naufragio della barca a vela avvenuto questa mattina nel Palermitano. Recuperato intanto il corpo di un naufrago, era quello del cuoco dell'imbarcazione. In 15 sono stati salvati. Ma ci fa il punto Adelaide Barbagallo. La notizia del Bayesian, lo yacht di lusso affondato in Sicilia, è diventata immediatamente l'apertura della BBC. Tra i 6 dispersi nella sciagura c'è Mike Lynch, considerato il Bill Gates inglese. 59 anni, è uno dei più noti e ricchi uomini d'affari della City. Nato alla periferia est di Londra da genitori irlandesi, il padre pompiere e la madre infermiera, brilla a scuola, si laurea a Cambridge. A fine anni 80 fonda la sua prima società. Da lì a poco, in un crescendo di investimenti, crea una serie di aziende. Tra queste la Autonomy, che diviene leader mondiale per la ricerca di fonti in email, telefonate e video. Quindi una società di cybersicurezza. Investe in nuove tecnologie per individuare e prevenire i crimini finanziari sul web. Collabora con Slaughter e May, uno dei più grandi e prestigiosi studi legali inglesi. Fra tanti onori nel suo curriculum c'è però anche una grave accusa di frode. Lo scorso 6 giugno la giuria lo ha assolto con formula piena da tutte le imputazioni. La vacanza in barca in Sicilia doveva ricompensare per il tornado di tribolazioni giudiziarie. Ce l'ha fatta la piccola Sofia, una bimba di appena un anno che assieme alla sua mamma era tra i 22 che si trovavano a bordo. Il mare in tempesta stava per strapparla dalle braccia della donna. La bambina fondamentalmente sta bene, abbiamo fatto tutti gli accertamenti necessari e l'abbiamo più che altro incoraggiata e abbiamo cercato di aiutarla a superare questo momento di trauma emotivo. La mamma ha delle lesioni di tipo escoriativo e ferite che abbiamo suturato e il papà, che in un primo tempo era stato portato all'altro presidio della nostra azienda Civico, quindi al pronto soccorso adulti, dopo le prime cure è venuto da noi, così abbiamo potuto ricongiungere il nucleo familiare, li abbiamo sistemati in una stanza con 2 letti e una culla e il bagno. Altri superstiti si trovano in hotel. Tra le onde è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo. Si tratta di un membro dell'equipaggio, il cuoco, cittadino di Antigua, nato in Canada. Salvi gli altri membri della barca a vela. E c'è un'ultima ora tra le persone che mancano all'appello dopo il naufragio della barca a vela affondata appunto questa mattina a Porticello. Figura anche Hannah, la figlia 18enne del magnate britannico appunto Mike Lynch, anche lui tra i dispersi. Lo confermano alla BBC il direttore generale della Protezione Civile siciliana. E intanto, come sentivamo, continuano senza sosta le ricerche dei dispersi. A Porticello sono arrivati i sommozzatori e i vigili del fuoco e della Guardia Costiera. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta. La tragedia causata da una
tromba d'aria. Il racconto anche dei pescatori che dicono mai visto niente del genere, abbiamo trovato soltanto i rottami. L'imbarcazione è uno yacht di 56 metri battente bandiera del Regno Unito. Manlio Viola. Sono quasi certamente rimasti intrappolati nelle cabine del Bayesian e per questo sono praticamente inesistenti le speranze di trovare sopravvissuti fra i dispersi del naufragio avvenuto all'alba nel Palermitano. La prima ricostruzione della tragedia parla di un forte vento di ricaduta, praticamente una tromba d'aria, che ha spezzato l'enorme albero dell'imbarcazione di lusso da 56 metri, famosa in tutto il mondo proprio per quell'albero. La barca si è quindi sbilanciata e in un attimo si è rovesciata e inabissata. Si trova adesso a 46 metri di profondità. I soccorsi sono stati immediati anche perché l'imbarcazione era in rada a 50 metri dalla costa e dal distaccamento della Capitaneria di Porto. Un fenomeno raro quello che è accaduto, ma che era già successo un'altra volta a queste latitudini circa 9 anni fa. 10 anni fa mi è successo a mare a me con la mia barca. Siamo andati a Capo Zafferano quando è caduta la neve, l'abbiamo scampata di brutto. E ora è successo più forte ancora. Questa è, secondo me, una cosa che qua non si è vista mai. In America, i piccoli tornadi io li chiamo. I pescatori di Porticello aiutano sempre, sono sempre partecipi a tutto. Hanno fatto il tutto, hanno trovato qualche zattera che hanno aperto loro. Mi dispiace per questa gente che si è trovato per divertimento in quei momenti brutti della sua vita. Toccherà adesso ai vigili del fuoco del nucleo Speleo Sub e a quello del nucleo subacquei Guardia Costiera di Messina entrare nel relitto per recuperare proprio i dispersi. La Procura di Termini Imerese ha aperto un'inchiesta ed ha affidato le indagini alla Guardia Costiera, ma adesso alla tragedia si aggiunge anche il rischio disastro ambientale per effetto dei circa 18.000 litri di carburante che si sono sversati in mare nell'incidente, con tutti i rischi che questo comporta per la piccola comunità di Porticello, fatta non solo di turismo, ma soprattutto di pesca e pescatori. Restiamo ancora su questa tragedia e sentiamo le parole del sindaco del comune di Santa Flavia che ha ospitato i superstiti, ha parlato ai nostri microfoni. Tutta la comunità sotto shock da questa tragedia che ha sconvolto la nostra cittadinanza. Dalla prima mattina ci siamo subito attivati con beni di prima necessità, dai indumenti all'intimo, ad attivarci per trovare un hotel che potesse ospitare i superstiti. Stiamo ospitando nella struttura Dominal ex Zagarella, che hanno dato la massima disponibilità, visto l'emergenza, e da subito ci siamo attivati. Li ho incontrati, li ho visti, ma erano sotto shock, quindi veramente erano senza parole, non avevano nemmeno la forza di parlare, soprattutto il comandante della barca era veramente sotto shock. La maggior parte si è già rientrata dall'ospedale, abbiamo organizzato il transfer e siamo andati a prenderli sia in ospedale a Termini Imerese che a Palermo e sono in hotel. In serata gli ultimi 4 che sono stati dimessi poco fa dall'ospedale di Palermo raggiungeranno anche gli altri presso la struttura del Domino. E adesso il maltempo. Le piogge questa volta hanno interessato anche Catania. Chiuso l'aeroporto di Fontanarossa. Disagi anche lungo la costa ionica tra Furcisiculo e Taormina e sulla A18. Angelo Gagliano. La pioggia e il vento sono arrivate anche a Catania con un violento acquazzone che ha rilasciato al suolo una quantità d'acqua tra i 15 e i 20 mm. Condizioni climatiche che hanno reso necessario la chiusura dell'aeroporto Fontanarossa per circa un'ora con conseguenti disagi per i voli in arrivo e in partenza. La situazione è comunque rientrata. Le precipitazioni hanno lambito la zona nord di Catania mentre il versante ionico da Messina Sud fino a Giarre ha registrato temporali localmente violenti. Sulla A18, impraticabile per allagamento, lo svincolo di Fiumefreddo. Centinaia gli automobilisti, come vedete nelle immagini, rimasti bloccati e incolonnati lungo l'autostrada. A Piedimonte Etneo la pioggia più intensa. Questa instabilità condizionerà il meteo dell'isola almeno fino a giovedì. La goccia fredda posizionata sul terreno nelle ore notturne, spiega Alfredo Ragonese di Meteo Sicilia, risulterà attiva lungo il versante settentrionale con violenti temporali accompagnati da forti venti, mentre nelle ore centrali delle giornate, quelle più calde, farà sentire i suoi effetti sulla Sicilia centro-orientale. A condizionare l'attuale quadro climatico contribuisce anche l'elevata temperatura
temperature dei mari, quasi 30 i gradi registrati in superficie nel Mar Ionio. Da giovedì netto miglioramento con clima nuovamente più asciutto. Le piogge di queste ore seguono quelle di Brolo in provincia di Messina, con scene di un ordinario allagamento. Colate di fango, strade interrotte, abitazioni evacuate a Naso e Gliaca di Pilaino, dove in meno di 2 ore sono caduti 100 mm d'acqua. Purtroppo solo il 10% del territorio siciliano ha beneficiato delle piogge, il restante 90% continua ad allenare l'acqua del cielo. E a Catania con le prime piogge si ripresenta il problema dello sbarramento dei corsi d'acqua della zona industriale che potrebbero creare allagamenti. Giusy Lazzara. Cosa sono diventati questi corsi d'acqua, il Forcile e Arci, lo si vede dalla vegetazione galleggiante di Lemma, che fa da sensore per la presenza di sostanze inquinanti dovute alla mancanza di depuratori. A Catania si ripresenta puntuale, anche per le condizioni meteo che si avvicinano, l'atavica questione dello sbarramento dei canali nella zona industriale che sfociano alla Playa. Adesso l'11ª commissione consiliare, dopo un sopralluogo, chiede che ci siano controlli costanti e chiede anche lo sbarramento del Forcile, come già per l'Arci. Da sempre i 2 corsi d'acqua erano stati sbarrati a ridosso della stagione balneare. Poi nel 2021 il Tribunale di Catania aveva stabilito il blocco solo per il canale Arci. Di sbarramento non ne vuol sentir parlare il professore Cirelli, ordinario di idraulica agraria dell'Università di Catania, che chiede interventi più mirati. Sono interventi che non sono consentiti per legge e che sono tecnicamente sbagliati, in quanto potrebbero comportare gravi problemi di allagamento nelle zone a monte. In particolare il Forcile potrebbe comportare allagamenti nella zona dell'aeroporto di Catania e del villaggio Sant'Emilia Goretti, e lo sbarramento sul fosso d'Arci può anche comportare problemi di allagamento nella zona della industriale di Catania. E dire che di controlli non ne sono stati fatti, lo conferma l'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente, proprio quest'anno. Restano invece le carenze strutturali di sempre, con l'incompiuta rete fognaria di Catania e della zona industriale, con la mappatura degli scarichi autorizzati proprio in quest'area. E in Sicilia arrivano le prime piogge, però resta sempre vivo il problema dell'emergenza idrica. I produttori di agrumi e gli allevatori dell'Ennese e del Catanese potranno adesso usare però l'acqua della diga Pozzillo di Regalbuto. Lo ha stabilito un'ordinanza del commissario delegato per l'emergenza idrica Dario Cartabellotta, che prevede un volume totale di 150.000 metri cubi di acqua per la seconda irrigazione di soccorso negli agrumeti delle aree irrigue del Consorzio di Bonifica di Enna, anche fuori comprensorio consortile per gli usi zootecnici. Il provvedimento dispone anche che l'Enel, gestore dell'invaso, attivi un monitoraggio dell'ittiofauna in modo da assicurarne la salvaguardia. Un altro tema di cui abbiamo parlato tanto, soprattutto nei nostri telegiornali, è quello della cenere vulcanica, e allora a Catania il via al nuovo piano per la pulizia della città dopo il parossismo, ricordiamo, di Ferragosto, con spazzatrici meccaniche, punti mobili, isole ecologiche e la raccolta porta a porta. Sentiamo. Nelle isole ecologiche i cittadini conferiscono i sacchi pieni di cenere vulcanica. Questo cassone già quasi pieno, tra poco sarà sostituito. Siamo a Picanello. Sono diversi i cittadini che hanno raccolto l'invito di conferire qui la cenere vulcanica. Già da questa mattina stanno conferendo. Da stamattina dalle ore 7 c'è stata molta affluenza, i nostri concittadini stanno rispondendo nel raccogliere la propria terra e buttarla presso l'ecologica di pertinenza. Dobbiamo essere civili, no? Catanesi dobbiamo essere fieri di esserlo. I cittadini, alle prese con la rimozione e lo smaltimento della cenere vulcanica, possono utilizzare anche i punti mobili. Nel quartiere di Canalicchio, in via Barletta, proprio accanto a Piazza dei Vicere, uno dei tanti cassoni mobili che sono stati posizionati affinché i cittadini possano conferire proprio qui, nel loro quartiere, i sacchi con la cenere vulcanica. E c'è un'ulteriore agevolazione: ogni martedì sera, oltre alla carta e cartone, si possono depositare davanti alla propria abitazione i sacchi con la cenere vulcanica. Saranno prelevati il mercoledì mattina da Gema e Supereco. Intanto in città è scattato il piano straordinario di spazzamento meccanizzato della cenere, partendo da una larga zona del centro. Ci sono quartieri però che attendono da tempo, come Canalicchio. In lista di attesa ci sono via Domenico San Filippo, via Generali San Marzano e strade adiacenti. Lo sforzo organizzativo dell'amministrazione comunale per una città
città più pulita chiede collaborazione ai cittadini nel corretto smaltimento di cenere e rifiuti e nel rispettare i divieti di sosta. Runner e ciclisti che si allenano sul lungomare di Gela da qualche giorno sono vittime della banda dell'uovo. Sono un gruppo di teppisti che a bordo di una Panda tira addosso agli sportivi uova congelate. Tante le vittime colpite al volto o alla testa e qualcuno è anche finito al pronto soccorso. Gerry Italia. Da qualche giorno runner e ciclisti che quotidianamente si allenano sul lungomare Federico II di Gela convivono con la paura di rimanere vittime della banda dell'uovo, un gruppo di teppisti che a bordo di una Panda tira addosso agli sportivi uova congelate che di fatto si trasformano in pericolosissime pietre. Gli agguati sono avvenuti tutti più o meno in questa zona, quella appena al di sotto della discesa a Borsellino, tutte le prime ore del mattino, e la modalità è sempre la stessa: un'auto affianca il runner o il ciclista e viene lanciato l'uovo e poi l'auto corre via in direzione opposta. In pochi giorni sono state diverse le vittime della banda, tra loro anche il maratoneta pluripremiato Francesco Zito, colpito in un occhio. Il podista è stramazzato a terra sanguinante ed è stato trasferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove gli hanno rimosso i frammenti d'uovo dall'occhio. Oggi è tornato ad allenarsi, ma porta ancora sul viso i segni dell'agguato. Stanno massacrando runner e anche ciclisti e anche donne, signore che sono con i cagnolini in giro per le strade di Gela. È una vergogna assoluta. Io spero che al più presto vengono presi. Tra le vittime anche Giuseppe Romano, ciclista, presidente della FIAB locale, colpito alla testa da un uovo congelato. Fortunatamente per lui aveva indosso il caschetto protettivo. Mi sono interrogato sul perché. Perché questi episodi? Perché così tanta cattiveria gratuita? Perché questa società continua in questa direzione? Sia Zito che Romano hanno presentato una denuncia ai carabinieri. Un'altra vittima dei raid della banda, a sua volta colpito, è riuscito a segnalare la targa della vettura direttamente alle forze dell'ordine. È probabile che chi ha agito verrà individuato a breve, anche grazie alle tante telecamere di videosorveglianza della zona, le cui immagini sono state acquisite dagli inquirenti. Fenicotteri in sosta nelle spiagge iblee, tanti bagnanti, tra cui bambini, affascinati dal fenomeno che purtroppo nasconde però una triste situazione di siccità del loro habitat naturale. Veronica Barbarino. Da più di una settimana esemplari di fenicottero maggiore, non ancora del tipico colore rosa, sono stati filmati e fotografati dai bagnanti lungo le spiagge del litorale ibleo. Protetti e tutelati dallo Stato, sono giovani nati nelle riserve naturali della zona, che purtroppo a causa della siccità e degli incendi non riescono a sostentarsi e si rifugiano sul litorale marino in cerca di cibo. Tanta la voglia dei curiosi di interagire con i volatili a pochi passi da loro, ma essendo animali molto sensibili allo stress, l'OIPA invita a un consono comportamento. Il nostro avviso è sempre quello a lasciarli tranquilli, a non stressarli, a non seguirli, soprattutto a stare attento ai vostri figli, perché ci hanno segnalato che inconsciamente, incautamente molti piccoli gli tiravano qualcosa, addirittura c'era chi gli dava pane. È dannoso. È importante sapere che l'OIPA va contattata soltanto in caso di animale ferito. Loro poi si adopereranno a trasferire l'animale negli appositi centri specializzati. Purtroppo ad oggi non c'è una vera e propria rete di immediato soccorso. Io spero per il prossimo anno di poter avere un numero verde con anche un veterinario reperibile, in modo da poter far sì che tutte le persone che ci segnalano abbiano delle risposte chiare ed esaurienti in merito, e soprattutto che l'animale in caso di emergenza possa avere uno staff che immediatamente lo possa recuperare. E noi ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio, il Catania che vince contro il Crotone nella prima di Coppa Italia di Serie C e poi naturalmente le ultime del calciomercato. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro giornale. Prima del calcio c'è una notizia che riguarda il maltempo in Sicilia a causa delle condizioni meteo avverse che imperversano sulla Sicilia orientale anche per le prossime 24 ore, che potrebbero innescare violenti temporali e forte vento. Si raccomanda prudenza nell'utilizzo delle tratte autostradali, evitando gli spostamenti non necessari. Prima della partenza si consiglia di consultare i servizi
informativi e ai canali social di Autostrade Siciliane, lo dice l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò, con particolare riguardo per le autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo. E adesso invece il calcio, con il Catania che vince contro il Crotone in Coppa Italia DC, e nel prossimo turno attende il Trapani. Penalty decisivo segnato da Di Gennaro. Marco Carli. Una vittoria di rigore dopo 120 minuti che hanno detto che il Catania deve crescere, come ovvio, ma che ha possibilità e attributi. Dopo un primo tempo complicato ma senza rischi, gli etnei hanno cambiato qualcosa nella ripresa, diventando un po' più simili a quello che chiede l'allenatore. Avevo capito che potevano farlo, quello che hanno fatto il secondo tempo, di essere aggressivi, di essere più sui riferimenti, di rischiarsi qualcosa anche nell'uno contro uno, e l'hanno fatto bene. Il primo tempo siamo stati un pochettino timorosi, attendisti, anche se abbiamo subito poco. Buona la prima, davvero la prima in cui Toscano ha potuto schierare i nuovi acquisti. Oggi dovevo capire cosa è meglio fare con questa squadra, con questi ragazzi, per le caratteristiche, perché veramente di partite vere, ma anche in allenamento ne abbiamo fatte poco, e oggi mi hanno dato delle indicazioni su cui poter lavorare in futuro. Il rigore di Di Gennaro suggella il 7-6 finale in questo turno di Coppa. Nei regolamentari, a inizio ripresa passa in vantaggio il Crotone con Gomez, ma Luperini, che impressiona positivamente già alla prima partita, pareggia. Nei supplementari, calabresi pericolosi con due legni, ma alla fine la spunta il Catania. Agli ottavi etnei contro il Trapani al Massimino, e sabato è già campionato con i rossazzurri a Potenza contro il Sorrento. E adesso il mercato, che è pronto a tenere banco per le prossime 2 settimane, siciliane che devono completare la rosa. Francesco Triolo. La sconfitta di Brescia, l'infortunio di Gomis, ecco i due fattori che incideranno sul mercato del Palermo negli ultimi giorni di agosto. Il DS De Santis si è messo al lavoro per trovare un sostituto del portiere. Si valutano Silvestri, Consigli e Costil, esperto francese che nella scorsa stagione ha indossato la maglia della Salernitana e al momento è svincolato. In difesa l'obiettivo è Federico Ceccherini del Verona, mentre servono sempre un altro attaccante e un esterno offensivo. In casa Catania è fatta per Adriano Montalto e Caleb Jimenez. I due calciatori sono ormai prossimi a vestire la maglia rossazzurra. In occasione della gara di Coppa contro il Crotone erano già presenti al Massimino sugli spalti. Jimenez rientra nell'affare che ha portato Teio alla Salernitana. Montalto, lo scorso anno alla Casertana, a 12 gol in 27 presenze, va a rinforzare il reparto offensivo, dove Faggiano è vicino alla definizione con un altro attaccante, Mattia Finotto, classe 92, lo scorso anno uno dei protagonisti della promozione della Carrarese. Il Trapani, prossimo avversario del Catania in Coppa, ha già vinto un derby con i rossazzurri, quello sul mercato per l'esterno offensivo Davide Merola, di proprietà del Pescara. Sul mancino scuola Inter c'era infatti la settimana anche il Catania, un gran colpo per il club di Antonini dopo quello di Lescano e di Carriero. A Messina ha ufficializzato l'ingaggio di Francesco Rizzo, il difensore 26enne che lo scorso anno si è diviso tra Turris e Racanatese. In uscita c'è Domenico Franco, il centrocampista che ha chiesto la cessione, dovrebbe andare al Picerno, ma in riva allo stretto i nodi sono altri e sono rappresentati dal clima di contestazione che non accenna a diminuire nei confronti della proprietà. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito, a tutti voi un buon proseguimento di serata.